tutti voi una cordiale buona serata, ben ritrovati per il consueto appuntamento del mercoledì sera con Volley Time. Passo subito a presentare gli ospiti di questa sera, che sono Antonio Monesi, presidente della Benj Rovigo Volley, nonché Sales Manager Belleli Engineering, che è lo sponsor della squadra. Nicola Benini, allenatore della Benj, come sempre insieme a noi. Nicola, ciao. E questa sera Francesca Mattiazzo, giocatrice nel ruolo di opposto, dopo scopriremo cosa vuol dire, con la maglia numero 8 e miglior giocatrice in campo nell'ultima partita che la Benj ha giocato domenica scorsa, che ha vinto, quindi quarta vittoria consecutiva, una vittoria anche questa per 3-0. E allora vediamo subito il servizio con il riassunto della partita. La Benj Rovigo Volley trova la quarta vittoria consecutiva per 3-0, sconfiggendo davanti al pubblico amico la Polisportiva Preganziol e chiudendo il girone d'andata al primo posto in classifica insieme al Villorba. 25-19, 25-18 e 25-17 i parziali, con le trevigiane che, pur giocando al massimo, hanno dovuto soccombere al cospetto di una Benj che non ha mai perso il controllo della gara, nemmeno dopo essere andata sotto nel secondo set, che ha recuperato la grande. L'allenatore della Benj Rovigo Volley, Nicola Benini, a fine gara è soddisfatto del punteggio, ma pretende di più dalle sue ragazze sotto il profilo del gioco. Non abbiamo giocato con continuità, dice, solo a sprazzi, abbiamo fatto vedere belle cose. Avrei preferito che i primi due set fossero gestiti meglio, quando abbiamo permesso a Preganziol di restare in partita per troppo tempo, esponendoci a dei rischi. Poi comunque ne siamo usciti bene, ma non possiamo pensare di poter recuperare sempre o di riuscire a spuntarla sempre quando arriviamo punto a punto. Da domani, conclude, pensiamo già alla partita con Minerva e a preparare al meglio la seconda parte del campionato. Miglior giocatrice della gara è risultata Francesca Mattiazzo. L'opposto giallo-nero a fine gara si è detta felice per il risultato. Bene, allora questi ovviamente sono stati gli attimi più belli della partita di domenica. Allora io chiederei al Presidente un commento su questa partita e ovviamente 18 partite vinte su 21 totali giocate, comprese anche quelle di Coppa. Presidente, di sicuro sarà contento dei risultati di questa squadra. Sicuramente siamo contenti perché comunque la vittoria fa sempre piacere. Diciamo che l'aspettativa iniziale era comunque di avere una squadra in grado di vincere bene, e quindi siamo sicuramente contenti come società, non totalmente soddisfatti perché comunque manca sempre, almeno secondo noi, manca sempre quel qualcosina, quel cinismo che vorremmo vedere ogni tanto e che a volte invece manca, come per esempio domenica scorsa. Ecco, che voto darebbe allora alla squadra? Può sembrare strano, però se consideriamo le aspettative, se consideriamo tutti gli sforzi, diciamo che un 6,5 potrebbe essere molto, molto critico il Presidente. Sì, perché ripeto, noi vogliamo l'ambizione, quella di essere sempre concentrati, sempre determinati, cinici, di andare in campo sempre concentrati. È ovvio che questo è una cosa effettivamente molto teorica, poi siamo tutti, soprattutto chi va in campo, umani, e quindi per fortuna insomma non siamo macchine, però voglio dire, gli obiettivi sono ambiziosi e quindi bisogna sempre continuare a lavorare per raggiungere o tendere a raggiungere quella che abbiamo identificato come perfezione. Quindi non facciamo cullare la squadra e stimoliamola a fare bene. Assolutamente sì, la squadra deve mantenere la concentrazione, deve pensare che ogni avversario è più forte e quindi deve pensare di entrare in campo sempre determinata, perché gli altri effettivamente giocano contro di noi, giocano spesso e volentieri diciamo al 150%, perché comunque vedono in noi la squadra da battere, quindi noi non possiamo farci battere. Allora Nicola, buona prestazione comunque per la Benj, questo non lo possiamo negare, che in campo appunto ha battuto il Preganziol con parziali netti 25-19, 25-18, 25-17. Sei soddisfatto?
come ho detto dopo la partita, soddisfatto del risultato sicuramente, perché 3-0 fa sempre bene, poi è quello che ci chiede il Presidente sì, ogni settimana, quindi, però sì, li abbiamo tenuti un po' troppo in gara. Poi a mente fredda, guardando i numeri, quando abbiamo cambiato velocità li abbiamo lasciati lì. Primo set eravamo 17 pari, siamo andati a vincerlo a 18, mi sembra 19, sì. Il secondo set eravamo 17-13, credo, e abbiamo vinto 25-18, quindi abbiamo reagito in modo importante e le cifre anche dicono che abbiamo fatto una gara molto concreta. Quindi a mente fredda comunque abbiamo dato l'idea di essere abbastanza solidi. Poi è ovvio che in partite così, dove la prima affronta la terzultima o comunque una squadra di bassa classifica, si ha l'aspettativa di andare in campo e di fare a pezzi l'avversario, di distruggerlo. Purtroppo un dato di fatto è che gli avversari arrivano da noi col coltello tra i denti e sapendo di non avere niente da perdere, quindi buttando tutto quello che hanno in campo, e a volte non è semplice uscirne. Dobbiamo, come ha detto prima il Presidente, pretendere un po' di più, perché anche da fuori, nei primi momenti della partita, l'impressione era quella di non essere proprio al massimo della concentrazione. Però poi le risposte in campo sono arrivate, quindi lo archiviamo in modo positivo, sapendo che comunque abbiamo ancora molti margini di miglioramento. E quindi diciamo, insomma, sei della stessa linea del Presidente in questo. Le 18 vittorie non dicono niente se poi gli obiettivi non vengono raggiunti o non ci avviciniamo abbastanza da pensare di poterli raggiungere. Ancora è presto per dare un voto alto. E allora Francesca, dei commenti invece dal campo vogliamo da te. Che partita è stata quella di domenica? Beh, diciamo che forse inizialmente sì, come ha detto il nostro allenatore, siamo partite un po' contratte. Sappiamo che non c'è nessuna partita facile, anche perché tutte le avversarie che incontriamo partono subito molto aggressive nei nostri confronti, soprattutto quando giochiamo in casa, perché il nostro palazzetto è inviolato, perché siamo le prime, perché sicuramente hanno più loro da guadagnarci che noi. Loro, mal che vada, perdono contro le prime, sì. Noi invece siete le prime, quindi siamo le prime e dobbiamo stare attaccate lì, perché la classifica è corta. Diciamo che siamo state un poco concentrate e contratte all'inizio, poi pian pianino col nostro ritmo siamo venute fuori. Quando veniamo fuori in effetti abbiamo un livello di gioco diverso. Alle volte facciamo l'errore di adeguarci un po' al ritmo delle avversarie, cosa che dobbiamo un pochettino aggiustare, però poi siamo state brave anche per esempio nel secondo set a venire fuori da una situazione un po' di blackout, ne siamo venute fuori abbastanza bene, quindi prendiamo i lati positivi e cerchiamo di migliorare nelle altre cose. Molto bene. E allora Presidente, domenica subito girone di ritorno contro la squadra di Gorizia, che cosa vogliamo dire a queste ragazze? Beh, la squadra come al solito lo si dice per scherzo, però poi non è tanto uno scherzo. L'unico risultato, diciamo così, accettabile è la vittoria e non per 3-2. Ma questo non perché si voglia dire che si vuole fare o sembrare chissà chi, semplicemente ci sono le potenzialità, ci sono le caratteristiche umane, la squadra a questo punto c'è, quindi non ci deve spaventare nessuno e dobbiamo andare in campo concentrati per portare a casa il risultato, l'unico risultato che ci è consentito. La vittoria. Ripetiamolo ancora perché non fa mai male. E allora Nicola, nella partita di andata contro il Gorizia avete vinto per 3-1, quanto sono cambiate le squadre da quella prima partita? Beh, sicuramente noi siamo cambiati tanto. Noi allora non eravamo una squadra, avevamo ancora problemi di assestamento che adesso tocchiamo ferro, abbiamo risolto, abbiamo trovato una nostra identità, una nostra continuità, un nostro equilibrio, stiamo uscendo un po' da tutta una serie di problemi che si sono presentati cammin facendo e stiamo trovando un buon ritmo adesso e quindi noi siamo cresciuti tanto, anche magari per i non addetti ai lavori i punteggi dei set di domenica dicono poco, ma il fatto di arrivare comunque a 15 assieme agli altri e poi di cambiare marcia, di lasciarli lì e di fare parziali importanti è comunque segno anche di
di un carattere che si è formato, che adesso c'è, che quindi ci dà una forza in più. Però sono cresciuti anche loro. Io a Gorizia, finita la partita, dissi con chi mi era vicino che comunque Gorizia era una squadra che sarebbe risultata fastidiosa. È una squadra che sta mettendo in difficoltà, ha battuto Fratta, ha messo in difficoltà Villorba sabato e quindi verrà qui a giocarsela come fanno tutte, però rispetto alle ultime squadre che abbiamo affrontato è una squadra molto quadrata e molto più equilibrata, quindi al solito predicherò attenzione e concentrazione perché non possiamo assolutamente sottovalutarle. Che formazione ti aspetti quindi? Dal Gorizia? Da Gorizia. Mi aspetto una formazione agguerrita, molto equilibrata come stanno mostrando di essere. Equilibrata perché non hanno punti di forza particolari. Molto aggressiva al servizio perché questa è l'idea che hanno dato nelle ultime partite, quindi dovremo stare attenti, però insomma, le carte in regola per vincere le abbiamo, le capacità per farlo non ci mancano. Quindi basta un po' di concentrazione, insomma. Non solo un po' di concentrazione, basta una partita da bench, da quello che possiamo fare. Insomma. E allora Francesca, il Gorizia ha saputo fermare anche squadre come il Fratte, il Chions, voi in questo momento siete indubbiamente la squadra da battere, quindi diciamo come avverti delle pressioni maggiori o comunque che partita sarà per voi quella di domenica? Beh, allora, diciamo che essere la squadra da battere ha i suoi pro e i suoi contro. Diciamo che il suo pro è che finalmente abbiamo raggiunto una consapevolezza che forse prima un po' ci mancava sui nostri mezzi, sulla qualità del nostro gioco, una fiducia reciproca che abbiamo tra di noi, tra tutto lo staff. Il contro è di non montarsi troppo la testa, cioè che bisogna stare lì e metterci tutto l'impegno, sudare perché non otteniamo niente senza la fatica, non è che perché siamo la squadra da battere qualcuno ci regali qualcosa. E mi aspetto una partita abbastanza complicata, nel senso per noi più che altro, sì, da stare molto concentrate e da essere consapevoli che comunque noi dobbiamo sempre fare fatica per portare a casa il risultato con qualsiasi squadra, dalla seconda, dalla prima, dall'ultima, da tutte le squadre. Comincia il girone di ritorno, quindi avete comunque conosciuto tutte le squadre che adesso tornerete ad affrontare. Del Gorizia che ricordo hai e quindi diciamo quali sono le criticità sulle quali lavorerete di più? Allora, io ricordo di una squadra, come ha detto prima Nicola, molto aggressiva, che ci ha dato del filo da torcere all'andata, anche se sono passati un bel po' di giornate, quindi siamo migliorati noi, sono migliorati loro, ci saranno degli altri aspetti da vedere, però è una squadra abbastanza giovane, che quindi magari che ha dei momenti in cui è molto aggressiva, che viene trascinata dall'entusiasmo, molto unita, può avere anche dei momenti di calo, però se la si lascia giocare riesce a prendere il suo ritmo, complicata da fermare. Secondo me dobbiamo lavorare più che altro su di noi e sui nostri momenti di calo, di blackout e di poca concentrazione che ogni tanto abbiamo. Poi tecnicamente ovviamente durante la settimana facciamo le correzioni che devono essere fatte a seconda della squadra che incontriamo domenica. E allora Presidente, uno sguardo alla classifica, una classifica corta, lo ricordiamo, dove ovviamente la Benj è in testa. Se dalla regia mi mandano la grafica, 2 parole per commentarle, poi ovviamente lo chiedo anche a te Nicola e Francesca se hai voglia, anche tu. Sicuramente è una classifica interessante perché abbiamo un girone equilibrato e non c'è una squadra che appare più forte delle altre. Vorremmo essere noi, ma evidentemente non lo siamo ancora. E quindi è vero che siamo in testa, però se oggi il campionato finisse così dovremmo fare playoff e il nostro obiettivo invece è quello di essere i primi e quindi di avere la promozione. All'inizio del campionato ci sono state qualche sorpresa. Oggi invece vediamo che quelle che erano le nostre aspettative, per esempio con Belluno, con Villorba, comunque sono lì in testa al girone insieme a noi. Quindi sicuramente è una classifica, ripeto, interessante e proprio per questo dobbiamo essere nelle condizioni di trarre i benefici da questo equilibrio e vincendo sempre riuscire a raggiungere la vetta e non mollarla più. Allora Nicola, invece una classifica corta vi mette pressione, invece no? Ma la pressione
dipende sempre da che punto si vuole guardare la cosa, perché noi abbiamo l'obiettivo di vincere il campionato, quindi Certo. l'obiettivo di vincere il campionato presuppone di dover vincere più partite possibili, se non tutte. E quindi la pressione, se non c'è, bisogna crearla, perché bisogna abituarci, conviverci e cercare di usarla come un punto a nostro favore. Meglio avere la pressione di poter raggiungere, di dovere o poter comunque raggiungere un obiettivo, piuttosto che non averla e non avere obiettivi. Noi l'obiettivo ce l'abbiamo, è importante, quindi con la pressione ci si convive. Poi secondo me è anche uno stimolo ulteriore, partita dopo partita, per andare in palestra, trovare la voglia e la forza di allenarsi, di migliorare i singoli particolari per ogni singolo atleta e creare un ulteriore presupposto per un passo in avanti e per avvicinare il raggiungimento dell'obiettivo. Francesca, per la squadra una classifica così corta, che classifica è? Beh, è una classifica che ci fa stare con i piedi per terra e ci consente di essere molto stimolate, come diceva prima Nicola, appunto negli allenamenti di ogni settimana, per ogni partita, perché sappiamo che non bisogna commettere dei passi falsi, vista la posizione in cui siamo, e che ci permette appunto di stare concentrate sul nostro obiettivo di settimana in settimana, di cancellare le cose negative di ogni partita, prendere le cose positive e quindi di rimanere sempre lì attaccati al nostro obiettivo, ce lo ricorda sempre. Certo. E allora invece Nicola ti chiedo che girone di ritorno ti aspetti? Mi aspetto un girone di ritorno complicato, soprattutto per quanto riguarda i mesi di febbraio e marzo, perché con la Coppa e gli scontri diretti saranno veramente due mesi tosti. Per quanto riguarda la classifica, noi dobbiamo continuare a vincere e gioco forza, gli scontri diretti creeranno il distacco che ci auspichiamo per poter rimanere soli. Per quello che riguarda le partite, sulla carta gli scontri diretti li abbiamo tutti in casa, quindi questo dovrebbe essere un punto a nostro vantaggio, però non vuol dire che dobbiamo sottovalutare gli avversari, vuol dire che ogni volta dobbiamo andare in campo come abbiamo fatto nell'ultimo mese, cioè cattivi, determinati a raggiungere il risultato, non solo a raggiungerlo, ma a raggiungerlo anche in fretta, perché il nostro obiettivo l'abbiamo detto più volte, quindi dobbiamo andare in campo sempre per chiudere la partita più in fretta possibile, evitando passi falsi, evitando distrazioni, perché poi una distrazione può cambiarti un set e perdere un set ti può cambiare la partita e questo Certo. noi non ce lo possiamo permettere. E allora adesso ti faccio una domanda che arriva da un telespettatore e non è il solito, stai pensando al turnover? No, questa volta è simpatica perché ti chiedono se potessi, ruberesti una giocatrice alla squadra avversaria della partita di domenica prossima ovviamente, o sei pienamente soddisfatto del livello tecnico della Benj? Io dalla squadra di domenica prossima non toglierei nessuno, mi tengo la Benj così com'è, sì. E non credo che avrei problemi e non credo che domenica dovremmo aver problemi. Molto bene, e allora invece l'altra domanda che sempre arriva da un telespettatore da casa e che è per Francesca, ma che io rivolgerei anche al Presidente, e la domanda è questa: quali sono i punti di forza della squadra, chiedono, e dove a tuo avviso potete ancora migliorare? Allora, secondo me, come ho già detto, la nostra squadra ha un punto di forza spiccato nell'offensività, che sia della battuta, che si tratti dell'attacco, per le caratteristiche delle giocatrici, delle individualità e per il tipo di gioco che abbiamo, abbastanza vario, e che adesso sta diventando anche un gioco sempre più vario e mette in difficoltà. Possiamo migliorare, come dicevo prima, sui momenti in cui siamo poco concentrate, che ci adattiamo un po' alle altre squadre, dobbiamo imparare a mantenere il nostro ritmo e a continuare a mantenerlo qualsiasi cosa succeda. E soprattutto, se una delle nostre giocatrici di riferimento sbaglia un momento di calo, di subentrare e non calare tutte con lei, e quindi di rimanere sempre in partita, ecco, secondo me è quello. Presidente? L'ultima parte che, diciamo, a cui si riferiva
Francesca, effettivamente quello è l'aspetto più preponderante, nel senso che abbiamo la capacità di mantenere in gioco gli avversari perché perdiamo il ritmo, perché perdiamo forse di concentrazione, e quindi il vero punto debole è questa mancanza di continuità, sicuramente non dovuta alla mancanza di determinazione, perché le ragazze sono determinate, però ci sono momenti in cui siamo bravi a mantenere in gioco gli avversari, perdiamo il ritmo e quindi ci adagiamo, ci adattiamo un po' agli altri e poi saltano fuori partite, diciamo che non particolarmente brillanti. Esatto. E allora invece sempre da un telespettatore da casa arriva una domanda, e ovviamente questa domanda era arrivata preventivamente perché bene o male saresti venuta in trasmissione anche tu, perché le ragazze stanno ovviamente turnandosi ma vengono a trovarci tutte, e dice: oltre a essere una brava giocatrice di volley sei anche una bellezza da calendario, com'è stato posare per Bellezze Venete? Ovviamente raccontaci anche di che cosa stiamo parlando. Sì, allora mi è capitato, diciamo, per un'occasione fortuita, così anche forse un po' per caso, partecipando a un'altra trasmissione radiofonica, sempre con la Benge, che il conduttore di questa trasmissione mi chiedesse di partecipare a questo calendario delle bellezze venete, al quale inizialmente io non ero tanto convinta, però diciamo che con l'andare del tempo mi ha un po' ingolosito, così convinto, ma si viene a fare un'esperienza. E siccome come filosofia di vita, sì, quello che vedo che mi capita così, magari lo provo perché non si sa mai, ho fatto questa esperienza e devo dire che è stata anche una bella esperienza, insomma divertente, una cosa diversa, che ti fai truccare, che ti vestono, insomma per una ragazza direi. Insomma, è anche una bella esperienza così e poi niente, sono contenta di averla fatta, non credo che ci saranno dei invece potrebbero esserci benissimo. Sì, no, non è proprio uno dei miei obiettivi, comunque nella vita non si sa mai. Presidente, queste ragazze oltre ad essere brave sono anche belle, questo è un punto a favore della squadra? Magari faremo anche il calendario bene certo. Il prossimo anno, quindi visto che comunque l'immagine è importante, sì, si sceglie, ovviamente si cerca di fare la squadra con un unico obiettivo, la vittoria, sì, però se sono anche belle non è che dispiace. Ovviamente la Benge sta dando buoni risultati su più fronti, questo sicuramente lo possiamo dire, no? Beh, è effettivamente sì, anche frutto un po' di tutto il lavoro, dell'esperienza fatta l'anno scorso, l'immagine in generale di Benge è davvero diventata importante, perché non dobbiamo dimenticare per esempio una cosa che non è scontata. Da qualche tempo Cassa di Risparmio del Veneto ha deciso di appoggiare in maniera importante la nostra realtà, sebbene siamo al secondo anno di attività. Ciò vuol dire che abbiamo dimostrato di essere seri, di avere chiaro in mente quello che vogliamo fare, di avere un'immagine pulita e quindi di avere, diciamo, di rappresentare un qualcosa di importante per la realtà polesana. E allora invece torniamo a Francesca, questa volta nel ruolo di giocatrice. Vuoi raccontarci un po' che cosa significa indossare la maglia numero 8, quindi essere opposto? Ma allora, diciamo che il ruolo dell'opposto in generale per la pallavolo sia maschile che femminile dovrebbe essere l'attaccante principale, quello che risolve delle situazioni difficili, che magari non attacca i palloni perfetti, che ha appunto delle caratteristiche specifiche di offensività più che magari delle caratteristiche di ricezione o difesa. Poi diciamo che nella pallavolo femminile ci sono vari tipi di opposti, magari ci sono più opposti di equilibrio, quindi magari opposti che danno una mano in ricezione, che sono un po' più leggeri in attacco, però in buona sostanza sì, dovrebbe essere il giocatore un po' di riferimento per quanto riguarda la risoluzione delle situazioni, diciamo, di palla alta, quindi un po' complicate, ecco. Ecco, tu sei al secondo anno nella Benge, com'è giocare a Rovigo? Io non mi stanco mai di ripetere che giocare a Rovigo è una bellissima esperienza, sia per quanto riguarda la struttura societaria, come viene strutturato tutta la parte anche di seguito delle ragazze, pubblicitario, perché non è una cosa che si trova molto spesso, anzi io sinceramente in questo livello non l'ho mai trovata, né qui in giro, ma credo che comunque sia rara per questo livello, per la professionalità
e diciamo per l'obiettivo, anche per il progetto che c'è dietro, che è molto stimolante, e per il pubblico ultimamente, perché vediamo che è molto più numeroso. Ecco, quanto piacere vi fa vedere un palazzetto gremito? Devo dire che giocare in casa con un palazzetto così grande che comincia a riempirsi è una bella soddisfazione, è un bel input. Potrebbe essere un po' più rumoroso, un po' più, diciamo, coinvolgente, sì, però sono le timidi. cose arrivano. Sì, magari sono un po' timidi, le cose arriveranno, adesso pian pianino vediamo dei passi avanti. Molto bene. E allora invece, Presidente, le chiedo, in un momento così particolare, che ovviamente l'economia sta attraversando, anche lo sport non è esente da questo, quanto è importante però continuare a investire nello sport? Beh, è importante perché comunque l'obiettivo è quello di diffondere valori, diciamo così, sani, di sana competizione nel rispetto delle regole. Sono valori quindi che vanno nello sport ma nella vita di tutti i giorni. E noi pensiamo di espletare il nostro, diciamo, di portare avanti questo obiettivo proprio nell'obiettivo, diciamo, dell'azienda nel sociale, rispondendo, supportando la realtà come la Benge, quindi diciamo occorre sempre di più fare sforzi perché ci sia la divulgazione, la promozione di valori e di valori sani. Noi abbiamo scelto la pallavolo perché l'abbiamo ritenuto uno sport esente da tanti difetti tipici del calcio, per esempio, dovuti anche effettivamente alla presenza di tanto denaro. La pallavolo non è uno sport ricchissimo e proprio per questo anche per questo ci sono valori di sana sportività, sì, diciamo. E io vi ricordo che la Benge, la squadra, è ovviamente presente anche con un suo sito internet che è sempre aggiornato, costantemente aggiornato, tiene monitorata la squadra ma anche le giovanili. Allora magari Nicola, vuoi spendere tu 2 parole per le giovanili stasera? Spendiamo. No, so che abbiamo 3 giovanili che si stanno ben comportando, è un inizio di lavoro a cui la società teneva. Stiamo parlando anche per una riorganizzazione futura, per rinforzare questo impegno. Credo che faccia molto piacere anche alle giocatrici della prima squadra il fatto che tante volte le giovanili giocano prima di noi, perché è molto bello vedere il contatto tra le ragazzine giovani e le ragazze, sì, della prima squadra, vedere le ragazzine che chiedono di fare le foto così, e questo è un aspetto che secondo me è molto bello. Sì. Credo che faccia piacere alle ragazze perché si sentono ulteriormente lusingate da questi piccole tifose, e credo che sia molto coinvolgente anche per loro perché in questo momento è molto, molto facile che i ragazzini disperdano le attenzioni, sì, su altre cose o su altri sport, e invece è bene mantenerle concentrate sul nostro, perché è importante che il numero di praticanti cresca. Questo credo sia uno degli obiettivi della società, quindi lo stiamo raggiungendo in pieno, direi. Molto bene, allora siamo in chiusura, pertanto io ringrazio i miei ospiti, ringrazio il Presidente, ringrazio Francesca e anche Nicola, e ovviamente vi do appuntamento con la Benge in campo per domenica prossima con la prima partita del girone di ritorno, domenica 29 alle ore 18 in casa con la Benge, e invece su Veneto Oggi l'appuntamento è per il prossimo mercoledì, sempre alle 21. Arrivederci.